Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. Veloce, Ubi del Brenta. Prende il comando con all'esterno, vediamo, in giubba gialla il numero 5 di Ombromanto M. Numero 8, Tuono Lunare, squalificato. È partita molto bene dal secondo nastro Radenska Daghi, che va in schiena a Ombromanto M. Anzi, allarga Ombromanto M. Radenska Daghi sfonda dopo 400 metri su Ubi del Brenta. Poi vediamo, tanto non riesce a passare perché Ubi del Brenta reagisce, viene fuori un parziale molto violento con Ubi del Brenta che vuole rimanere al comando, insiste all'esterno Radenska Daghi. Ricordiamo la distanza dei 2004. Intanto vediamo Vincitore secondo alla corda su Undebe. Poi il numero 3 di Rigoletto Jet, all'esterno avanza Reims dei Greppi con Antonio Velotti. Intanto un minuto secco il primo giro, con in vantaggio sempre Ubi del Brenta. Radenska Daghi all'esterno, al quale non è riuscito completamente il sorpasso. Poi vediamo Reims dei Greppi che si trascina Sognatore Adri, chilometro in 1.16.4, sempre seconda alla corta Vincitore. Poi via via gli altri con Undebe terzo alla corda. Arriviamo all'altra frazione in 15.7 con sempre appaiati Ubi del Brenta e Radenska Daghi. Poi l'altra pariglia formata da Vincitore e il numero 7 di Reims dei Greppi, Sognatore Adri. Vediamo avanzare anche Ronaldo Grad che ora è arrivato in quarta pariglia. La frazione ancora in 15.9, c'è lo scatta in terza ruota da parte di Reims dei Greppi che scavalca Radenska Daghi e va su Ubi del Brenta. Poi avanza al largo anche Sognatore Adri, prende la terza ruota anche Ronaldo Grad. Siamo a un giro dalla fine, 15 secco qui davanti alle tribune, con in vantaggio sempre Ubi del Brenta che si trascina Vincitore. Poi Reims dei Greppi, Sognatore Adri, mentre ceduto Radenska Daghi. Avanza ora Roberto Vecchione con Ronaldo Grad che si lancia in terza ruota, viene con una bordata importante. Poi cercano di avvicinarsi anche Victor Dei Ronchi e Ronaldo Grad va su Ubi del Brenta e sembra sul punto di poter passare a 400 metri dalla conclusione. Ronaldo Grad in vantaggio su Ubi del Brenta, poi Vincitore ha preso vantaggio importante il figlio di Oviu. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Ronaldo Grad padrone della situazione, poi Ubi del Brenta e via via tutti gli altri con un Debe in terza posizione. Ronaldo Grad deve lasciar scorrere i metri. Roberto Vecchione viene a cogliere il doppio con Ronaldo Grad, mentre Undebe batte Ubi del Brenta per il secondo posto. Al quarto il 2 di Velvet Lux, mentre Rigoletto Jet le prese con Vassallo per la quinta posizione. 29 a chiudere. Ha vinto bene Ronaldo Grad, ha approfittato anche della lotta al primo giro tra Ubi del Brenta e Radenska Daghi ed è venuto a vincere alla quota di 4,31. Il training ovviamente di Enzo Di Santo per la scuderia Roberto e Monica Gradi. Vittoria netta che viene a bissare l'ultima di una settimana fa. Andiamo a rivedere il secondo posto per Undebe con Luca Lovera, al terzo Ubi del Brenta, mentre al quarto è Rigoletto Jet che precede Vassallo. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per domenica prossima.